Baccalà con sorpresa, appare Francesco Guccini. La venerabile confraternita, il sodalizio che dal 1987 alimenta e difende il mito culinario della ricetta alla vicentina e che è vetrina ambita per appassionati e gran commì locali della politica, industria, cultura, associazionismo, da martedì sera ha un nuovo confratello giunto dall'Appennino tosco-emiliano, sull'onda di uno dei piatti più noti della penisola e marchio di fabbrica culturale e gastronomico del Vicentino, il baccalà appunto. Voi lo sapete, dice l'ottuagenario cantautore Francesco Guccini. Io sono un montanaro dell'Appennino, ragion per cui, come potete immaginare, in montagna molto pesce non c'è. Gli unici sono quelli piccoli sui fiumiciattoli dietro casa, il tonno in scatola e il baccalà. Quindi il baccalà è uno dei piatti principali di noi montanari, sentenzia Guccini, e mi sorprendo sempre quando vado in alcune trattorie chiedendo del baccalà mi rispondono che non è stagione. Come non è stagione, dico io, il baccalà non è mica come l'uva. È un piatto che evoca tanti ricordi, mi riporta all'infanzia e alla giovinezza, dice Guccini. Questo è Sveglia Veneto, il primo podcast dedicato all'informazione vista da nord-est. Io sono Jack Calcetto, oggi è giovedì 14 settembre 2023, la prima notizia del giorno riguarda l'investitura a Sandrigo, in provincia di Vicenza, di Francesco Guccini, il cantautore che diventa confratello del baccalà, entra a far parte della venerabile confraternita. Dice Guccini, il baccalà è il pesce di noi montanari, la notizia sulle pagine del Corriere del Veneto di oggi. Ma noi voltiamo pagina, proseguiamo la rassegna stampa parlando di sanità, un'altra notizia sempre sulle pagine del Corriere del Veneto. L'articolo è di Martina Zambon e si parla dei medici di medicina generale, ricette ed esami impropri, più incentivi ai medici virtuosi. È stato siglato un nuovo accordo integrativo dalla FIMG, la Federazione dei Medici di Medicina Generale appunto, nella provincia di Belluno. Il sindacato però vorrebbe replicare il modello in tutta la regione. Di che si parla? L'obiettivo è quello di ridurre le liste d'attesa. Per ridurre le liste d'attesa in Veneto si punta ad estendere a tutte le ULSS il modello messo in campo nel bellunese, e cioè incentivare i medici di famiglia sulla base dell'appropriatezza delle prescrizioni. In sostanza, per ridurre le liste d'attesa si vuole intervenire a monte riducendo il numero delle prescrizioni mediche. Nel bellunese i medici ricevono €1 ad assistito per aver usato in modo adeguato i codici di priorità, 50 centesimi per TAC e risonanze, 45 per aver ridotto le visite applicando criteri corretti. Sono previsti incentivi anche per la campagna vaccinale e per gli screening, ma questo già avviene in altre aziende sociosanitarie del Veneto. Ogni intesa deve essere poi approvata dal Consiglio regionale. Allo smaltimento delle liste d'attesa potrebbe aiutare poi il centro unico di prenotazione regionale, che dovrebbe permettere di fissare una visita anche in una ULSS diversa da quella di residenza. Piccoli aggiustamenti, stratagemmi forse come questo di premiare i medici di base che staccano meno ricette mediche, ma nel frattempo il problema delle liste d'attesa continua ad esserci. In Veneto 150.000 cittadini si stimano essere in galleggiamento, cioè in attesa di avere fissato un appuntamento da parte del CUP. Tantissimi quindi vanno a curarsi nel privato. Basti pensare che nel 2022 i veneti hanno speso 113 milioni di euro di tasca propria per visite a pagamento soltanto nella libera professione intramenia, cioè quella che avviene comunque all'interno delle strutture pubbliche. Ora voltiamo pagina e torniamo a parlare di politica regionale, in particolare della Lega e del caos che tra addii e polemiche sta montando all'interno del partito di Matteo Salvini e di Luca Zaia. Partiamo dal Gazzettino. Non lascerò la Lega ma si torni a discutere, parla Federico Caner, l'assessore regionale al turismo, assessore della giunta Zaia, uno dei tre che in questi giorni era chiacchierato per un possibile abbandono verso Forza Italia. Si dice sbalordito dalle illazioni. Caner, che comunque ha scelto di parlare solo ora dopo giorni di retroscena, di polemiche e di dibattito,
dice: io terminerò il mandato e spero che Zaia faccia lo stesso. Una dichiarazione curiosa in effetti, perché l'unico modo che ha Caner da assessore regionale di terminare il mandato è proprio che Zaia, presidente della giunta, arrivi alla fine scegliendo ad esempio di non candidarsi alle elezioni europee. Naturalmente, se Zaia dovesse interrompere per qualche ragione il suo mandato, anche tutti i componenti della giunta, come anche i consiglieri regionali, andrebbero a casa e ci sarebbero nuove elezioni regionali. Ma comunque vediamo ancora cosa dice Caner. Il problema non è Le Pen a Pontida, ma capire dove noi vogliamo andare. Quindi c'è in ogni caso una punta di polemica nei confronti del suo partito, della Lega, che considera un partito schiacciato a destra, che fatica a rappresentare la questione settentrionale. Sono traditori quelli che se ne vanno, chiede Caner, o tradisce chi cambia la linea politica senza un dibattito interno. Questa dichiarazione anche sulle pagine dei quotidiani del gruppo Gedi, dove Caner dice sempre in una intervista che resterà nella Lega e che però a tradire è chi insiste per il ponte di Messina. Insomma, il bersaglio polemico è chiarissimo, è il segretario nazionale della Lega Matteo Salvini. L'assessore regionale, scrive Andrea Passerini sui quotidiani del gruppo Gedi, rompe il silenzio e nega un suo prossimo passaggio a Forza Italia. In questi anni io non sono cambiato, il Carroccio sì, visto che ora è di destra e nazionalista. Dice ancora Caner: abbandonata senza discussione la questione settentrionale e poi la questione dei fondi. Dal 2000 a oggi ho versato al partito oltre 500.000 euro, su di me solo illazioni. E poi sui quotidiani del gruppo Gedi parla anche l'eurodeputato trevigiano Tony Darè, che dice: non salirò sul palco di Pontida, Le Pen non è l'alleato giusto in Unione Europea. Si apre quindi un altro caso all'interno della Lega veneta. L'eurodeputato trevigiano dice: la leader francese è anti-europeista, finiremo all'opposizione per un altro mandato. Sin qui non abbiamo toccato palle, non passa una riga di emendamento, vogliamo continuare così? Chiede Gian Antonio Darè. Rischiamo di essere all'opposizione proprio quando potrebbe toccare all'Italia la nomina del commissario. Insomma, malcontento nella Lega veneta, almeno in quella parte che all'ultimo congresso non ha sostenuto il candidato salviniano ma lo sfidante Franco Manzato. Polemiche legate alla presenza di Marine Le Pen a Pontida. I quotidiani del gruppo Gedi pubblicano tra l'altro la foto di un vecchio manifesto della Lega lombarda con scritto: Le Pen è fascista come i partiti a Roma. Qui il riferimento naturalmente era al padre di Marine Le Pen e al Front National. Voltiamo pagina, torniamo sul Gazzettino. La CGIL risponde al presidente della giunta regionale del Veneto Luca Zaia e dice: è un errore regionalizzare la scuola, non è regionalizzando la scuola che si risolve il problema. Così Tiziana Basso, segretaria generale della CGIL del Veneto, e Marta Viotto, segretaria generale della FLC CGIL Veneto, la categoria degli insegnanti. Quindi bocciata da parte della CGIL la proposta del presidente della regione Luca Zaia per ovviare al consueto caos con cui è iniziato anche quest'anno scolastico. Una proposta sbagliata, dice la CGIL, e lo è ancora di più l'esempio che Zaia ha portato a confronto della sua posizione, ossia quello della sanità. Basta ricordare le lunghissime liste d'attesa per gli esami clinici, le carenze di personale, i carichi di lavoro negli ospedali e tra i medici di medicina generale, le spese che i cittadini veneti devono sostenere per rivolgersi ai privati, per rendersi conto di tutto ciò che non funziona nel modo in cui il Veneto tutela la salute dei suoi cittadini e che regionalizzare anche la scuola non sarebbe la soluzione. Il problema è sempre lo stesso: i tagli e il definanziamento che colpiscono il welfare pubblico, a cui nemmeno il governo in carica, di cui la Lega fa parte a pieno titolo, ha posto rimedio, anzi. Prosegue poi la nota della CGIL, ma noi voltiamo pagina, chiudiamo la rassegna stampa di oggi con due notizie flash. La prima, sempre sul Gazzettino, riguarda il turismo: tassa d'accesso a Venezia e anche Firenze adesso ci pensa. Il plauso arriva dal sindaco Nardella del Partito Democratico, sindaco di Firenze naturalmente. Per noi adesso è impossibile, ma è un'ipotesi seria, quindi anche l'amministrazione comunale di Firenze di centrosinistra è tentata, si fa
tentare dalla possibilità di un ticket per l'accesso alla città storica, al centro storico. La corsa all'approvazione del contributo intanto a Venezia è dovuta al tentativo, o almeno così dice il sindaco Luigi Brugnaro, di non finire nella lista nera dell'UNESCO. In un paio di settimane la giunta comunale individuerà i 30 giorni in cui dal 2024 si pagherà il ticket di 5 euro per entrare, e quindi poi partirà la sperimentazione. Chiudiamo la rassegna stampa di oggi con una notizia sempre di politica regionale. Sulle pagine dei quotidiani del gruppo Gedi si parlava ieri in Consiglio regionale della giornata dei Veneti nel mondo, ma in sesta commissione c'è stato un vero e proprio scontro tra maggioranza e opposizione. La capogruppo del Partito Democratico Vanessa Camani se n'è andata senza votare, dice non si può più accettare solo la narrazione orgogliosa dei veneti che se ne andarono e che hanno fatto una fortuna all'estero. Noi crediamo, aggiunge Camani, che nel 2023 a questa celebrazione per certi versi stucchevole debbano aggiungersi anche altri tipi di esodo, quello dei giovani di oggi che non trovano lavoro dopo la laurea, per esempio. Un altro tema che non si può più ignorare è quello dei migranti. Troviamo contraddittorio celebrare i veneti che emigrarono allora e poi tenere tutt'altro atteggiamento nei confronti di chi arriva oggi. Quindi il PD chiedeva soltanto di aggiungere anche altre prospettive, ripulendo la narrazione dalla solita retorica. Dopo mesi di melina, ieri, durante la riunione della commissione, Vanessa Camani ha scoperto che nulla di quanto richiesto è stato in qualche modo preso in considerazione. A quel punto il dibattito si è incendiato fino a quando la capogruppo del Partito Democratico non ha annunciato che non avrebbe votato e se n'è andata. Per oggi è davvero tutto, grazie per aver ascoltato questa puntata di Sveglia Veneto, a tutte e tutti voi una buona giornata.